Allora, una delle principali difficoltà è che non c'è un codice CER chiaro per lo smaltimento di questo tipo di rifiuto, nel senso che ci sono un sacco di codici CER per le materie plastiche in generale, ma non c'è un codice per i materiali compositi e fibrorinforzati, e questa è una prima problematica. La seconda è che si fa un po' fatica ultimamente a trovare della collocazione in discarica di questo tipo di rifiuto. E per quanto riguarda invece il nostro modello di gestione, noi abbiamo cercato di lavorare prima sulla riduzione dei volumi per ottimizzare i carichi di questi rifiuti in discarica, perché di solito sono molto voluminosi, e poi stiamo cercando un canale per riciclare questo tipo di rifiuto, e a questo proposito siamo entrati in società con un'azienda che è la Just Recycling, che ha messo a punto un processo innovativo per il riciclaggio di questo tipo di rifiuto.